Siamo a Berlino, Fruit Logistica 2023, stand Regione del Veneto. Sono in compagnia, e lo saluto, del presidente Francesco Volpato, presidente Nord-Est Mercati Centro Agroalimentare di Treviso. Benvenuto presidente. Grazie. Una presenza importante, un ritorno alla normalità dopo qualche anno in cui non ci siamo visti e tante novità per il mercato di Treviso. Sì, diciamo appunto che purtroppo veniamo da questa pausa non voluta dovuta al Covid. È stato un ritorno ovviamente importante per noi qui come presenza a questa grande vetrina che è Fruit Logistica. Come vedete, come siamo soddisfatti delle presenze di quest'anno, quindi si è ritornati tutti un po' a presidiare e a riprendere tutti i contatti che bene o male sono sempre stati portati avanti in questi anni. Novità del mercato che veniamo da una riqualificazione che è stata appunto terminata durante il periodo della pandemia. Il mercato sta tenendo i suoi volumi, quindi nonostante questi periodi di grande cambiamento, di grandi anche evoluzioni da vari punti di vista, abbiamo in mente anche dei nuovi progetti, perché abbiamo partecipato ai nuovi fondi del PNRR per lo sviluppo di nuovi servizi nella struttura mercatale, quindi ci aspetta un 2023 denso di appuntamenti, di nuovi progetti che stiamo cominciando a presentare e sul quale anche i contatti che stiamo prendendo in questi giorni saranno proprio dedicati a questo importante tema che ci vede coinvolti e sul quale vogliamo essere ovviamente sul pezzo per portare avanti quello che è lo sviluppo del mercato da qui ai prossimi anni, quindi sempre uno sguardo in avanti. I due elementi cardine sono proprio quelli che hai detto tu, quindi digitalizzazione da una parte per velocizzare i tempi della logistica, i tempi della movimentazione e per dare un maggiore controllo sia qualitativo che di tracciabilità delle merci a quelli che sono i nostri clienti. E l'altro è proprio sviluppare sempre di più una logistica integrata per dare dei servizi innovativi, sempre legati a quello che è il servizio per i nostri clienti. Come sappiamo, noi siamo molto presenti su tutto quello che è il litorale del Triveneto e anche per su tutte le Dolomiti, anche in chiave Olimpiadi Milano-Cortina, quindi sicuramente il nostro obiettivo è quello di migliorare e dare un servizio più efficiente in termini di logistica, perché questo per noi è il passo più importante da fare da qui ai prossimi anni. Grazie a Francesco Volpato, presidente di Nord-Est Mercati Centro Agroalimentare di Treviso.